Vincono entrambe Padova e Cittadella i rispettivi incontri dell'ottava giornata di Serie B. Positivo è il debutto sulla panchina biancoscudata del neotecnico Bortolomutti, che guida i suoi alla conquista dei primi 3 punti stagionali. E infatti, con una prestazione di carattere completamente diversa da quella esibita con il Modena, il Padova batte il Varese a suon di reti. Sono in tutto 5 i gol a cui assistono i 5.000 spettatori dell'Euganeo, che oltre alla gioia per la prima vittoria scoprono le abilità tecniche del giovane Melchiorri, che al debutto in cadetteria si mette in mostra realizzando il gol del primo pareggio biancoscudato, confezionando l'assist per il gol di Pasquato e procurandosi il rigore trasformato da Ciano. Era importante fare il risultato, era importante dare anche una dimostrazione di coesione, di forza, di carattere, di reazione, di non essere in balia sempre degli eventi. Una squadra che deve lottare fino all'ultimo, come ha fatto, e a volte sei premiata. Oggi siamo stati premiati con questo spirito, con questa voglia, devo dire bravi a tutti i ragazzi. Per il Cittadella, quella ottenuta al Cabassi di Carpi è la prima vittoria in trasferta, la seconda consecutiva, ottenuta questa volta grazie alla fortuna e ai pronti riflessi del portiere Granata Di Gennaro, abile nel parare i numerosi tiri avversari. Autore del gol vittoria è il difensore paraguaiano Rodrigo Alborno. È andata bene perché per quello che avevamo fatto sul campo non meritavamo i 3 punti e ci sta. Io dico che a volte in un campionato di Serie B, in 40 passapartite, può capitare una volta all'anno, 2 volte all'anno che magari non meriti e porta a casa i risultati. Si è visto solo 2 aspetti positivi, credo, una grande, soprattutto la difesa che ha fatto molto bene, soprattutto sul gioco aereo, soprattutto nella seconda parte, e un aspetto caratteriale, una squadra che magari voleva portare a casa i 3 punti, questo sì. 2 vittorie dunque per le squadre padovane, il biglietto da visita migliore in vista del derby della prossima giornata, che sarà di scena al Tombolato.